Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, scusate, forse l'orario è un po' tardi. Non ho capito? Forse l'orario è un poco tardi, dico. No, l'orario è ancora giusto, siamo alle 5. Ma state dormendo voi? Ma mi sa che hai sbagliato telefonata, noi stiamo lavorando. No, non ho sbagliato, io ho visto uno spirito, guardate. Non ho capito? Ho visto spirito. Sapete? Ma scusa, ma stai chiamando a un locale, non ho capito. Sì, locale, lì, voi state citando, io mi metto a paura, io ho visto spirito. Ma ti metti paura di cosa? Non ho E capito. cazzo che cagata, ma tu non stai sentendo a me? Ma voi chi siete? Ma io sono il titolare, ma lei chi è? O titolare, chiamatemi sotto di... Chiamatemi vostra moglie, già per la questa. Ma chi? Non ho capito. Vostra moglie. Ah? La moglie ce l'avete la moglie? Io non so la moglie qua. E chi dirà con male, chi dite? No, ma questo è con club, qua stanno solo ragazzi. Anche capite? Senti, io sono una persona anziana. E quindi? Io ho visto uno spirito. Ma non li capisco niente di quello che mi sto dicendo. Vabbè, se voi siete ignoranti io non saccio No, niente. io non sono ignorante, signore. Io parlo italiano, lei mi sta parlando napoletano e non le sto capendo, perché non so che richiesta mi sta facendo. Allora Io sono titolare con senti, voi dovete essere Ok, educati. impari un attimo di educazione. Sentite, per voi favore. dovete Ok, essere perché lei educati. non sta capendo un Aspettate, cazzo. mio figlio No, arrivederci, buonasera. mi ha ascoltato da quella pucciata che mamma da. Ma perché siete così cattivi? Non ho capito, che mi sta dicendo? Agiti, perché siete cattivi? Siete molto cattivi voi. Ma non sono cattivo, ma io sto lavorando e lei mi sta facendo perdere solo il tempo. Io non sto Sì, ma io non capendo faccio perdere il tempo, Che vuole scusate. sapere lei? Io prima di tutto voglio dare 3 numeri, che voi avete giocato domani è diventato un uomo ricco. Ma darle il numero? Ma che numero? Io non ho bisogno di nessun tipo di numero. O numeri che vi giocate domani e voi pigliate la buona officiata. Ma allora, ma non ne sto capendo. Oh cazzo, allora tu non capisci niente. La vostra No, non ignorantità capisco è niente di troppo quello che mi sta grande. dicendo, signore. Dire purtroppo non li capisco. Ma voi avete una forte ignorantità allora. Va bene, ciao, arrivederci. E a chiave che mamma da. Sì, buonasera, sono Amedeo. Volevo chiedere scusa, per caso prima ha telefonato un vecchio con la voce un po' da pazzo, non... Non ho capito, ha chiamato qualcuno prima e non capivo niente. Ma quello è un pazzo scatenato, cioè mio nonno che ha scoperto la mia diversità, la mia voglia di essere donna, ha preso il mio telefonino e sta telefonando a tutti i miei contatti, sto male, sto male. Ma che ha detto? No, niente, non riuscivo a capire bene cosa voleva dire perché non lo capivo. Ma stava come un pazzo? Il telefono richiamava ancora, quindi... Ma è tutto a posto? Non lo so, forse mi vuole fare del male, come posso fare? Ma senti una cosa, ma chiamare la polizia magari? No, quale polizia? Quello se stanno qua a Napoli, che io sono così, iniziano a dire se ricchione qua, se ricchione là, mi fanno del male, come devo fare? Senti, io ti consiglio di rivolgerti a... Madonna mia, sta arrivando un'altra volta, aiuto, mi sta trasferendo, no! Che sta dato il supplente e me. No! La cuccinante di tu. Gli avrà mia caccina a sopra del faccismo. Gli taglia la cambia, capito? Non detto, te le momenti e tu metti da kai terra. No! Piede del lago, piede del lago, torna il lago, giù. Ammazziamo